Il sabato ormai ha profumo d'estate. Chiara trascorre la mattinata al Poetto insieme ad alcuni compagni della scuola. Il mare è bellissimo, l'acqua è trasparente e una leggera brezza di vento di maestrale rende piacevole anche il caldo di luglio. Parlano in italiano, ridono degli errori che fanno ancora ogni tanto e osservano le persone italiane e non passeggiare sul bagnasciuga. Si godono questo mare bellissimo a 2 passi dalla città. Poi insieme mangiano un pranzo semplice ma buono al chiosco sulla spiaggia. Dopo Chiara torna a casa in bus, si prepara velocemente un caffè freddo col ghiaccio e poi esce di nuovo. Questa sera ha prenotato una visita guidata che la incuriosisce da giorni: Cagliari sotterranea. L'appuntamento è davanti all'ingresso dell'orto botanico. La guida sorride, arriva e dice subito: questa sera non visiteremo soltanto una città, ne visiteremo almeno 2. Chiara non capisce subito il significato di questa frase, ma pochi minuti dopo una porta si apre e una stretta scala di calcare porta gradino dopo gradino ad un'area più fresca. La città si allontana, sostituita dal silenzio e dall'eco, il rumore dei passi. Il percorso è illuminato da piccole candele e da luci soffuse che fanno risaltare il colore della roccia di calcare. L'atmosfera è bellissima. La guida si ferma davanti a un lungo corridoio scavato nella pietra. Durante la Seconda Guerra Mondiale, questi cunicoli diventarono rifugi antiaerei. Quando le sirene annunciavano l'arrivo dei bombardieri, migliaia di persone correvano qui sotto in cerca di protezione. Chiara immagina la scena: donne con i bambini in braccio, anziani che scendono lentamente le scale, uomini che cercano di rassicurare le proprie famiglie, proprio mentre sopra le loro teste la città viene colpita dalle bombe. La guida racconta ancora che nel 1943 Cagliari subì numerosi bombardamenti, molti edifici furono distrutti e una parte della popolazione fu costretta a lasciare la città. In quei giorni, quei cunicoli rappresentavano la speranza di sopravvivere. Il gruppo continua a camminare. In alcuni punti si vedono ancora le nicchie, gli spazi nel muro dove venivano sistemate le lampade e anche gli spazi usati per le lunghe attese. Pensate al silenzio che poteva esserci qui sotto, dice la guida. O forse no, forse c'era il pianto dei bambini, le preghiere, le persone che cercavano di farsi coraggio a vicenda. Ogni pietra conserva questi ricordi. Chiara appoggia una mano sulla parete fredda di calcare. Le sembra incredibile che un luogo possa conservare così tante storie incredibili. Oltre ad essere un rifugio di guerra, questi luoghi sono stati in alcuni periodi anche la casa di persone, di famiglie povere che non avevano dimora. Il percorso del gruppo continua tra la pietra bianca
di Cagliari, il calcare. E la guida spiega: adesso facciamo un salto indietro di quasi 2000 anni. Chiara abbassa lo sguardo e davanti a lei ci sono delle pietre perfettamente allineate. Questa, spiega la guida, era una strada della Caralis romana. Faceva parte dell'antica zona del mercato, dove arrivavano le merci provenienti da tutto il Mediterraneo. Chiara osserva con attenzione quelle pietre consumate dal tempo e prova a immaginare la vita di questo luogo. Venditori che espongono i loro oggetti, i loro cibi, i pescatori appena rientrati dal mare, i bambini che corrono tra le bancarelle e i viaggiatori che parlano lingue diverse in quel mercato. La scoperta di questo luogo è avvenuta quasi per caso, dice la guida. Infatti, durante alcuni lavori di restauro della chiesa sopra di noi, gli operai, quando iniziarono a scavare, trovarono i primi resti della Cagliari dell'epoca romana. Così la soprintendenza ai beni archeologici iniziò subito i lavori di scavo, che hanno dato la luce a quello che noi oggi conosciamo come area archeologica di Sant'Eulalia. Questi scavi archeologici ci hanno regalato quella parte della Cagliari romana che era rimasta sepolta sotto i nostri piedi per centinaia di anni. Chiara sorride. Le piace pensare che il passato non scompaia mai davvero. A volte aspetta solo il momento giusto per riapparire. Mentre il gruppo prosegue la visita, la guida spiega che Cagliari è una città costruita su molti strati di storia. Fenici, cartaginesi, romani, pisani, aragonesi, Savoia hanno tutti lasciato le tracce del loro passaggio. Quindi, quando camminiamo per le strade di Cagliari si vede solo una parte della città, perché tutto il resto continua a vivere sottoterra, sotto i nostri piedi, nascosto agli occhi di chi passa distrattamente. E così a Chiara nasce un pensiero nella testa. Forse è la stessa cosa che succede anche alle persone. Ognuno mostra al mondo solo una parte di sé, ma sotto la superficie ci sono ricordi, paure, sogni, esperienze che gli altri non possono vedere. Come una città antica nascosta sotto quella moderna. Anche dentro ogni persona esistono storie che aspettano qualcuno disposto ad ascoltarle. La visita termina lentamente, il gruppo è soddisfatto e risale le scale e torna all'aria aperta. La notte è ormai arrivata e la città è illuminata da lampioni gialli, dalle luci dei ristoranti. Si sente il rumore di bicchieri, le risate, le persone sedute ai tavolini che chiacchierano. Il profumo della cucina esce dalle finestre aperte delle case. Chiara si volta un'ultima volta verso la chiesa e pensa a tutto quello che c'è sotto quella piazza. Mentre la città continua la sua vita, esistono ancora parti della città come le antiche strade romane che raccontano secoli di storia. Ogni giorno passiamo sopra la storia che è esattamente sotto i nostri piedi. Parole di oggi utili. Cunicolo,
un passaggio stretto scavato nella roccia o nel terreno. Esempio, i visitatori attraversano gli antichi cunicoli della città. Rifugio antiaereo, un luogo costruito o adattato per proteggere le persone durante i bombardamenti. Esempio, durante la guerra molte famiglie si rifugiavano nei rifugi antiaerei. Scavare, togliere terra o roccia per creare uno spazio o per cercare qualcosa. Per esempio, gli archeologi hanno scavato per riportare alla luce la strada romana. Restauro, molto importante in Italia, l'insieme dei lavori necessari per conservare o recuperare un edificio o un'opera antica. Esempio, durante il restauro della chiesa è stata fatta una scoperta straordinaria. Riportare alla luce. Scoprire qualcosa che era rimasto nascosto per molto tempo. Esempio, gli scavi hanno riportato alla luce importanti reperti archeologici. Memoria, l'insieme dei ricordi di una persona o di una comunità. Esempio, conservare questi luoghi significa proteggere la memoria della città. Dopo essere tornata a casa, Chiara si siede al fresco del suo balcone. Un leggero vento di maestrale soffia stasera, per fortuna. Così apre il suo quaderno rosso e scrive: le città sono come i libri. La copertina è soltanto l'inizio. Per conoscere davvero una storia bisogna avere il coraggio di andare oltre la prima pagina. Poi chiude il suo quaderno e sorride. Da quando vive a Cagliari ha imparato che viaggiare non significa soltanto visitare monumenti o fotografare panorami. Significa lasciarsi sorprendere da ciò che non si vede, ascoltare le voci del passato e capire che ogni luogo custodisce una memoria preziosa. In questa sera ha la sensazione di aver visitato non una città, ma molte città insieme, tutte nascoste una dentro l'altra, proprio come le pagine di un libro che aspetta soltanto di essere aperto. Un caro saluto e a presto da Carla.